Va bene così. Buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Andrea Comparato, sono uno degli editori della una testata giornalistica locale, Chioggia Azzurra, penso che sia anche abbastanza seguita. Allora, una premessa, io credo, sono chioggiotto, credo che la nostra città ha veramente un debito storico verso i pescatori e quindi faccio questa premessa perché poi magari quello che dirò poi potrà sembrare poco simpatico, però invece penso che tutti noi siamo creditori verso diciamo, i pescatori, e parlo che questa città è nata grazie ai pescatori. Detto questo, prima sentivo sia Marco sia l'altro signore sul discorso appunto che con queste nuove regole, queste regole sempre più stringenti, non diventa abbastanza economico pescare, quindi praticamente l'occupazione diventa sempre meno, ci sono sempre più problemi, eccetera. Però io questa cosa l'ho già detta altre volte e non l'ho mai sentita né dai vari, poi chiudo una parentesi, benissimo questi congressi, mi dispiace che vedo pochissimi pescatori, ma purtroppo è la regola e questa è una cosa già brutta perché ogni volta che c'è il convegno sulla pesca, pescatori ne vedo pochissimi, là ce n'è uno in pensione, due, non so quanti in queste signore, quindi dispiace, ma complimenti per questa iniziativa. Ma detto questo, qui c'è Antonio Guttardo, tu rappresenti il Cogevo, giusto? Una parte? Un'associazione di categoria. Sì, un'associazione di categoria e i pescatori di vongole fanno una pesca gestita, e cioè loro prendono una quantità di vongole e prendono quella quantità. È possibile che i pescatori non si riesca ad arrivare a una situazione del genere? Questa non è tanto una domanda, magari può sembrare una provocazione, ma quando parlate che ma non è dimostrato quei stock ittici, prima c'era il signore che parlava di ricci, ma se domani mattina gli stock ittici finiscono, finisce anche l'economia, finisce tutto quanto. Quindi evidentemente che bisogna trovare un equilibrio. E questo equilibrio so che è difficile, è facile parlare, dire ma perché non fate così, e dopo in realtà ci sono problemi molto molto difficili, però se non se ne parla, se non si comincia a pensare, di ragionare, non so, in termini di tonnellaggio, in termini di equipaggio, in termini di cose, non se ne uscirà fuori. Un altro problema, che poi lo dico ma lo sapete meglio di me, è il costo del carburante, perché io conosco tantissimi pescatori che basta che il costo aumenta di 3 centesimi e sono già fuori mercato. E quindi anche lì ci vuole una soluzione radicale che non è alla portata di tutti i pescatori, ma bisogna parlare anche di quello, perché il carburante non potrà diminuire i costi, è una cosa che aumenta. Ecco, chiedo scusa, può sembrare una provocazione, però siccome ogni convegno di questo tema nessuno lo dice, mi prendo le parole o insomma la responsabilità di dirlo. Grazie Andrea. Chiedo ad Antonio di raggiungerci